te la senti, cazzo, sono in forma stasera, magari lei là, e fa riabbessa il soffitto quasi quasi. La donna, noi non possiamo fingere, se non sa essere Luigino, vedo che poco da fare, non potremo mica far finta. E dopo la donna cosa gana? La donna ha un'altra prerogativa, la donna segue la moda in tutto e per tutto. Fa che caso? La donna è sempre attenta alle mode, once delle mani, once dei piedi, labbra, non labbra, ciglia, non sopracciglia, acconciatura dei capelli, acconciatura della rasagnola. E qua c'è un grafico che lo dimostra. Mi metto la luce per quelli di qua, dopo non so se che vedi, ma questa maccia qua, era gli anni 70, andava di moda la copertina di Lucio Battisti. Ero piccolo, ero sul lago con mio papà, passavano in costume e ho detto, mio papà sa che ha langato lì, sa che... Franzetta che veniva fuori a basette. Ma manca di avanti, anni 80, che ha dato una cosa di qua, una rasata di là, una bella patata. Anni 2000, punto esclamativo, è il moicano. Anni 2005, la moschetta come Hare Krishna. Anni 2009, 2010, 2011, pelade. Come l'arbitro Collina, uguali, pelade. Ho che ne ho vista una che aveva il tatuaggio della San Carlo per capire che era una patatina. È vera, è così ormai. Che tra l'altro, anche a me mi sono adeguato alle mode, mi sono tatuato anche a me 500 euro in zona industriale, insomma mi sono tatuato 500 euro là. Se c'è qualcuno che vuole mandarmi un po' di skate, me la butto, me la butto. Dopo mi sono domandato, ma se l'uomo seguisse la stessa moda, te pensi tu, l'uomo col moicano, il ciccio con la moschetta, il ciccio pelato, che schifo, il padre della collina col naso lungo, la sesso in bocca. No, è come l'uomo col perizoma, no, spero che neanche uno qua porta il perizoma per le donne, manca lì donna, hai un culetto ISO 9001 euro in capo, ok, perizoma, hai il culo che sembra la tea per fare la paella, lascia stare, lascia perdere, è come se mi mettesse il cappotto lungo, cazzo, paro in ginocchio, lascia stare, quei piccoli ne sa come, anche a me quando piove sono uno degli ultimi a saperlo, e delle volte che cambia il tempo con la testa che spuzza da piedi quando gira il vento. Allora, quando voglio cattarmi suocera stava al sesto piano in ascensore che arrivo al 6, schisso 2 volte in 3. Una volta sono andato a una festa, ero vestito rosso, mi sono sentato in un cantone, passa uno e fa, oddio che scala l'estintore qua. L'anno scorso era a Bibione, mi scappava a scorreggiare, prima di vendere sui cassetti, dopo mi lasciava negli occhi. Lasciamo stare. Comunque adesso cata l'amorosa giusta. L'amorosa giusta la Scavia. Sì. L'ho conosciuta sul set di Cristiana F, noi ragazzi dello zoo di Pacengo, perché mi coela, cioè mi catto bene. Perché mi sono un po' come, mi c'ha un po' spunto da mio nonno, con un nonno che ha 84 anni, Taddeo. 84 anni da festeggiare le nostre d'asfalto la settimana scorsa. Cioè, davanti a una persona così, è un saggio, capito? Dio, anche a me vuoi fare una vita così? Allora mi come amorosa volevo proprio seguire le sue orme. Siamo andati a vedere la casa, siamo andati a vedere i mobili. Indovina dove siamo andati a vedere i mobili? Vediamo se lo riconosci, fa presa poco così. Sì, signori miei. L'esigenza di risparmiare vi porta a scegliere immobili scadenti di Eurobeco di scarsa qualità, illudendoci che possano durare una vita. Ma non è così, Taddeo ti caga in mano, venite a cantarmi a Seo! Venite a cantarmi! Siamo aperti anche alla domenica. L'unico stasera rompo i maroni che non me ne banana. Adesso in sta è in atto la promozione compri adesso paghi tra una mezz'oretta
E se no, salta la rata, la promozione salta la rata. Però saltarne una ti. Un nostro incaricato viene a casa tua, ti fa una faccia come un ballon e dopo se ti tiri fuori che i 4 scheghe che è sotto il materasso. Un mese 21 non puoi pagare, nessun problema signori miei. Il nostro incaricato torna a casa tua, ti sfrega la faccia sull'asfalto. Vediamo se non ti alzi le mattonelle che ti tiri fuori. Il mese dopo non puoi pagare, nessun problema. Il nostro incaricato torna a casa tua, ti confessiona un bel panettò di legno. Massiccio era, non laminato sdrucciolare, massiccio. Venite a cantarmi, siamo a SEO da sempre. Hanno fatto anche i scavi, la settimana scorsa hanno cantato il centomo di Neanderthal. Venite a cantarmi, signori miei. Ricordatevi, Piero Centomo, 1000 idee, una parola. Grazie. Insomma, dice che c'ha più spunto da mio nonno, perché mio nonno 84 anni, che tu presente quei vecchiotti saggi, quei vecchiotti che proprio i segni del tempo sulla pelle, uno che lavora sempre fuori, acqua, vento, nebbia, tutto quanto, lui il ha delle rughe fatte dal sole sulla fronte, il ha delle rughe così profonde che lui per cavarsi le capelle se le svida, cioè, lui fa così, che il giorno lì del rinfresco, a parte che l'ha voluto tutto, che il giorno lì delle nozze d'asfalto, ha voluto tutto come la prima volta che si è sposato. La stessa macchina, e che aveva la 5000 col sacchetto dei bagattini da Caspecetto. Io da piccolo pensavo che fosse Pinoli, io ma ho fatto i stronzi che camminava. Il giorno dopo. Ha voluto, è stesso frate, 102 anni, che ha le gambe così, le chiama fra parentesi. Viene dentro Menone che il giorno lì fa, era Taddeo, perché fa, e tu visto che sono stato alla parrucchiera, che la parrucchiera la matai che aveva i curti, che la marito che coi capelli curti non paro più una veccia. Lui le guarda che fa le vera, te pare più una veccia, te pare invece. E no, non è così. Era un altro tra gli invitati che fa, adesso che ti guardo bene, se non fosse per i baffi ti sei stesso di memoer. Ma Taddeo mi non conviene i baffi, e me memoer sì che t'ha cagato. Lei così, mio nonno, lei così. Era un altro che viene da su, e che fa? E viene dentro che fa, e ciao Taddeo, sono Francesca. Che bella casa che te piscingo, ti sbiancheggia dappertutto, veramente, ma che in forma, 84 anni, a che in forma, dimmi la verità, qual è il tuo segreto, dimmi la verità, qual è il tuo segreto, come fai a essere così, come è la tua mujer in cucina, come avuto che la sia brutta come in corridoio, lei fuori come una cista, mio nonno. 84 anni l'ha portato a fare l'addio al celibato. Dico, nonno, non ti hai portato? Se lei mi ha portato al night, mi portava da spogliarello. I mi imbriagasse era pieno come un sacco, rento pieno come un sacco, che aveva sentati vicino due gemelli, mi guarda e mi fa, nonno tranquillo, siamo gemelli, tutti 4 voi. Nonno, dopo come? A un certo punto mi va a pagare il privé. Come il privé? Mi ha portato dentro a te una stanza, viene dentro una botella dell'est, la mi fa, nonno cavati so. Mi sarà pieno come un sacco, nonno cavami so. Mi sono cavato so, a un certo punto la mi guarda da cima in fondo, la si ferma lì, la mi fa, nonno tu hai fatto la guerra? Sì, perché Goito se vede, sì, hai portato a casa la pele. Nonno, come? Dico, no. Dimmi la verità, no, com'è a fare l'amore a 84 anni? Come avuto che la sia bifido, è come giocare a biliardo con la corda. Ricordati bifido. Grazie. Ricordati bifido, la differenza tra scuro e duro è che scuro viene tutte le sere. No, talmente. No, però dimmi la verità, mi ha detto la nonna che qualcuno ancora te la metti a segno, ma te va detto nonna, me l'ha detto ella, allora bifido posso dirtelo, la prima ancora non è male, la prima te ho botta, perché la prima modestamente te ho botta, ma la seconda attacco a sudare, che comincio a sudare, che grondo adesso, dico no, va a farti vedere la pressione, ma che pressione? Lei che la prima la fa in gennaio, la seconda la fa in agosto. No, dico, dimmi la verità. Ma che tu solo ed esclusivamente quella donna lì in 84 anni, l'unica donna della tua vita. Guarda, bifido, una confessione te la faccio. I butellotti di adesso i cambia le morose come cambiarsi i calzetti era. Una volta non era mia così, cosa ho avuto mai? Una volta
Era tempi di guerra, restava tutto in famiglia, la sera se stava a casa arrivava il coprifuoco e smorzava la luce do ciapo ciapo.